Eder, Mech, Pallister. Ma si può capire com'è morta Liliana? Guarda, io penso che nessuno lo sappia questo. E io, di fronte a 1000 supposizioni, 1000 cose che mi sono state raccontate, io non riesco ancora a capire, a sapere. Io spero che un giorno venga fuori qualcosa. Guarda, io ho analizzato tutti gli aspetti negli ultimi anni che abbiamo vissuto assieme. Io ho vissuto 32 anni con questa persona, una vita meravigliosa di coppia, veramente mi ha dato una gioia, quello che adesso mi sta tenendo in forze per cercare di capire cosa sia successo, non lo so ancora. Ma è possibile che tu non sapessi del rapporto tra Liliana e Claudio? Guarda, intanto io voglio dire ai parenti di Liliana come si sono permessi di raccontare all'opinione pubblica delle cose riservate di Liliana. Sei stato tu a raccontare a una giornalista tua amica di quarto grado determinate cose. Se tu non l'avessi fatto, non ci sarebbe stata l'intercettazione e non sarebbe uscito. Io mi rivolgo alle donne, alle femministe, e dire: ma come, una donna non può essere libera di fare le sue scelte, le sue cose? È necessario oggi farlo sapere? Che importanza ha questo? Cosa serve? Il problema è capire se tu ci sei o ci fai. L'importanza di questo aspetto è: Sterpin poteva avere una relazione da lungo corso con Liliana e sarebbe la conferma. Punto numero 2, tu sapevi di questa relazione, è solo per questo che è importante. Cioè sapere della interruzione di gravidanza di mia moglie 31 anni fa può servire a capire se qualcuno l'ha ammazzata o se sia suicidata, può servire? Certo che può servire. Guarda, io assolutamente nego l'esistenza di una storia d'amore con questa persona. Primo, perché non abbiamo foto, un selfie, un qualcosa che possa dimostrare questo. Veramente tutti hanno bevuto la storia di questo signore, di questo grande amore. Io non ho un messaggio, un qualcosa che possa dimostrare questo. Ma se tu non avessi saputo di Sterpin, non avresti mai potuto ipotizzare che il padre del figlio di Liliana potesse essere proprio lui? Allora, io è stato... io avevo una cimice nella macchina, io stavo parlando con le giornaliste e ho detto: guarda, una mia idea che mi sono fatto, un pensiero che mi sono fatto, perché ne avevamo parlato a suo tempo di questa storia, di questa interruzione di gravidanza, posso immaginare che possa essere un mio pensiero. Io non ho detto che sono convinto che sia stato lui. Cioè, parliamo anche della storia. Liliana era una maratoneta, faceva le 24 ore, faceva i 100 chilometri, faceva dello sport in questa struttura, diciamo, sportiva che era il marathon a Trieste. Il presidente di questa struttura era questo Claudio Sterpin. Perciò tutto ruotava attorno a questa persona. Indubbiamente io non lo so che tipo di rapporto, di amicizia che avevano, perché io comunque facevo il fotoreporter, perciò Liliana la vedevo fine settimana, lei veniva con me a fare le foto durante le partite di pallacanestro, quello o quell'altro. Perciò, diciamo, questa storia d'amore, io ho detto: forse può essere che, perché Liliana non frequentava nessun altro, l'unica persona che frequentava, nel senso, amici sportivi qua e là, però di conoscenza era solo questo. E non è vero, perché al momento di fare un nome tu ricordasti che Liliana frequentava Fullin, non Sterpin. Vedevi spesso Claudio Sterpin? Ci siamo visti un paio di volte a delle gare, quando Liliana mi diceva: andiamo a vedere perché stanno facendo delle gare, lui era presidente del marathon
personaggio, per carità, niente da dire, perché ha fatto delle cose estreme, 600 chilometri o roba del genere, adesso non mi ricordo esattamente, comunque è una persona così. E adesso che venga fuori a 85 anni che ha questa storia d'amore, questa cosa che non ha riscontri, questa è la realtà. Io ho vissuto il dramma di mia moglie quando ha deciso di interrompere la gravidanza. E io sempre mi domando, perché lei ha voluto stare con me quella notte per la mattina portarla in ospedale? Perché ha voluto raccontarmi questa cosa qua? Perché ha voluto che io stessi vicino a lei? Questa è la cosa che mi sono domandato. Ma Liliana ti ha detto che quel figlio non era tuo? Assolutamente no. No, io non abbiamo mai parlato di questo e io mai ho chiesto a lei di sapere. Io nel 93 ero un amico che ci si frequentava perché lei lavorava in regione e le veniva il sabato o la domenica, veniva con me durante i reportage. Mai più, io in quel periodo lì pensavo che comunque la storia sarebbe andata avanti, assolutamente. Era un'amicizia. Quindi non c'è nessun elemento, ma improvvisamente ti viene in mente che il figlio può essere di Claudio Sterpin. Questo è successo, diciamo, nel 2000, quando è successo, adesso non mi ricordo esattamente, il 22 del 2002, noi eravamo sposati, ci siamo sposati nel 2005, ecco, perciò abbiamo vissuto questi 32 anni assieme. Poi, dopo la scomparsa di Liliana, è esploso un po' tutto. Di conseguenza, parlando con la giornalista, ho detto, ma guarda, tutta questa storia qua, io posso pensare che l'unica persona che può essere entrata in contatto con Liliana, in qualche maniera, anche perché lui a suo tempo diceva che era un farfallone, che una delle tante era anche Liliana, questo mi ha ferito molto. Se non succedeva tutto questo noi eravamo uniti, sicuramente, forse anche già sposati. Dal 16 dicembre noi sicurissimamente avremmo convissuto. La nostra relazione è durata 40 anni. Prima ero sposato, poi lei per me la consideravo troppo giovane, non prendevo in considerazione il fatto di unirmi di più e noi non ci siamo mai persi di vista. Nell'ultimo periodo lei da almeno 4 o 5 anni, per non dire di più, lei mi aveva già confessato che il loro matrimonio era, in quanto a unione sessuale, era finito, ecco. Generalmente gli amanti clandestini mettono i manifesti e lo dicono a tutti. In questo caso invece chi sapeva della vostra relazione? Noi due. E Sebastiano? Io sono abbastanza convinto che negli ultimissimi tempi gli abbia detto un qualcosa, perché me lo diceva. A Sebastiano troverò il modo di dirglielo, perché non poteva andarsene da casa fra 4 giorni via senza avergli detto qualcosa, dai. Quando parlava con te, hai mai avuto il timore che temesse che Sebastiano la scoprisse? Lo rispondo prima, sì. Quindi per lei doveva ancora restare un segreto? Come no? Certo, sì, no, almeno non far vedere che era tanto lampante. Il marito sapeva che lei veniva a trovarmi per stirare. E 2 martedì di quel mese è venuta a casa mia alle 9 e se n'è andata via alle 3 del pomeriggio. È rimasta a casa mia a stirare 6 ore? Ma che bambino la racconti? In tanti si chiedono tuttora se Liliana aspettasse uno sterpinino. Penso di no, perché della seconda è escluso proprio, perché io ero ai primi tempi, i primi anni che conoscevo mia moglie, e quella dell'85 non posso dire no assoluto perché in qualche maniera ci si frequentava. Quindi sapevi tutto, Sebastiano? Assolutamente no. Cioè io dico, ma questo signore come si permette ad andare alle televisioni, in delle trasmissioni, con l'immagine, con la foto di mia moglie sul petto, dicendo queste cose qua, che noi eravamo amanti? Ma è vergognoso questo. A Trieste tutti si guardano, dicono, ma cosa sta succedendo? Chi è questo signore? Cosa vuole questo signore?
come si permette di dire certe cose? Non ci sono elementi di prova, cioè io dico, ma io mi devo giustificare di quello che faccio io. Noi non abbiamo mai avuto dei problemi, io e mia moglie. E poi dice delle cose inaudite, anche perché diciamo al mio compleanno, che era in settembre, c'erano tutti gli amici, i parenti, abbiamo fatto le grandi feste. Ma cioè, io non ho bisogno di giustificare le mie cose, io so solo che io quella mattina del 14 dicembre sono uscito di casa, ho salutato mia moglie dalla finestra e dopodiché non l'ho vista né da viva né da morta. E sono passati 25 mesi e non ho ancora una risposta. Come mai hai aspettato le ore 22 per andare a fare la denuncia di scomparsa? Non era ormai meglio aspettare le 3 di notte? Perché non ci credevo mai, cioè io dico, noi eravamo sotto Natale e lei lavorava in regione. Quindi a Natale non era credibile la sua scomparsa, anche perché lavorando alla regione difficilmente poteva sparire, mentre a Pasqua ci avresti creduto più facilmente. Ma non ci volevo credere, io ero lì tranquillo, beato, arrivano questi vicini. Ma ciò non toglie che tua moglie era scomparsa. Ma scomparsa, guarda, io non lo sapevo che era scomparsa. Ma cosa vuol dire questo? Cioè io ho dei vicini di casa che vengono a casa mia con sotterfugio. Ah no, sotterfugio, Sebastiano, la parola giusta è stratagemma. Ti girano qua, che loro sapevano che lei era scomparsa, perché Sterpin chiama questi vicini di casa, gli racconta tutta questa storia che si è inventata, evidentemente qualcosa sta nascondendo. Addirittura poi adesso ultimamente è venuto fuori che Sterpin, Gabriella, Salvo erano a 150 metri da dove è stata ritrovata il corpo di Liliana e sono stati lì più di un'ora e hanno avuto l'intuito che il corpo di Liliana fosse lì. Hanno mandato Sterpin il giorno dopo in questura e in questura lui dice: ma io penso, perché non andate a vedere lì nel boschetto? Anche tu però non scherzi, mi ricordo quando nei giorni della scomparsa hai detto che lei era viva ed era anche lì vicino. Ma secondo te comunque perché Sterpin si allarma così in fretta? Perché lui ha qualcosa da nascondere, secondo me, perché io non ho niente cosa nascondere. Io ero lì in pace, guardavo televisione, arrivano verso le 5:30, 6 questi amici, girano, fanno un sacco, li vedo strani, vedo Gabriella che aveva gli occhi rossi, stava piangendo, cioè non lo so, io ho pensato successo qualcosa, non so, tra di loro, no? Io non ho pensato a Liliana in quel momento. Quindi Gabriella e Salvo generalmente quando litigavano poi sbucavano a casa tua? E poi alla sera siamo andati in questura a fare... Ma si può capire com'è morta Liliana? Ah, guarda... Queste risposte qua ce le daranno gli inquirenti. Io ho due persone che mi stanno seguendo, aiutando. Abbiamo il dottor Baresani, il dottor Luciano Garofano, che comunque è un personaggio che sono i miei consulenti. E io mi sento ogni giorno con loro. Adesso il corpo di Liliana è stato portato a Milano per fare eventualmente di quello che è rimasto, perché dopo 25 mesi mi diceva il generale ormai è rimasto sono solo le ossa, i tessuti molli non ci sono più. Cioè io spero che comunque venga fuori da questa elunazione, questo nuovo esame, che venga fuori qualcosa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.